Vi porterò tra le meraviglie della mia regione. Chiudiamo Pornhub e volete che non vada a vederlo? Sinistra giù, destra su. Questo è il Tempio Canoviano. Fai un po' di S, scalda le gomme, Roby. Però la missione del giorno è una. Bianchetto de Cheobon. Non devo andare su di là, vero? Oh, cazzi. Dai che succede la figa. E dove sei? Ragazzi, sto anche imparando a impennare. Secondo me moro. 2 curve veloci. Mamma. Una bella spina della birra gratis. Setto skate. Mi piace, mormora. Come piace star sarà. 30 secondi a turbo, vai Roby. Ma basta. Guarda che no, il funerale però. Qua dobbiamo andare. Strada del Prosecco. C'è una strada migliore per me? Fossimo in Germania, che sarebbe strada delle birrette. Assolutamente destra. E poi scatta la missione. Miglior proseccheria di Valdobbiadene. E Life and Travel dice: arrivati alla patria del Prosecco, siamo qua, evitare una degustazione è praticamente impossibile. Come dirti no? Direi che una pausa prosecchin ci sta adesso, dopo tutta sta fatica. Penso ci sia solo la varietà di scelta. Basta trovare qualcosa di verto alle 3:37 del pomeriggio. Considerando che invece va a bere il bianchetto alle 9 del mattino, sarà qualcosa verto ciò. Che poi Ragotto sta alla strada del Prosecco, come Gruber sta alla strada del Würstel, del Brezel, o come Maffei a quella dell'acqua frizzante. Ciao Albi! Come ho detto, Maffei la strada ricomincia a salire. Cos'hai, una webcam puntata su di me? Non molliamo. Ma quanto va su qua? Oh, Moeme! Dai gasato, non pensarci adesso. Pieno di mona su, dai. Tutti mi dicono così, ma a me non la vedo mai. Comunque continuate a scrivermi consigli utili per la salita e come migliorare. Non prometto niente, ma da qui a 2 anni cercherò di attuarli. Con calma, Sono troppo esplosivo. Vivo di esplosività. Petardi, che robe là. Non può redimersi al cartello. Vigna del Bacio a 100 metri, una cantina. Se sarà spacco tutto. Eccola. E se sarà. No dai, chiusa. Da Simona. Rientra nella strada del Prosecco, convinto di trovare un'osteria aperta prima o poi. Pedalata agile, butta giù e tenta il com. Ma sì, ancora tutti in ferie qua. Ma il Veneto che lavora, che produce. Degustazione, vendita vino, cantina e agriturismo. Qualcosa mi dice che potrebbe essere il posto giusto. Assolutamente. Salve. Posso chiederle un bicchiere di Prosecco? Grazie. Hai preferenze? No, mi fido che consigliate voi. Un millesimato brutto? Perfetto, che buon. Quanto le devo, signora? 2 euro. Perfetto, questo me lo bevo volentieri però. Gentilissima. Mi siedo qua fuori, prendo un po' di aria. Grazie. Maria, che buon, 2 euro. E chi mi ammazza a me? Cheers. Che buon. Va che non vi dico di no, Questo qua è per i nostri amici. Ah, ok, salute. Grazie ragazzi. Devo mettere le rotelle di fianco se non voglio occuparmi. Sono ubriaco, basta con le muscolari. Viene la bicicletta, con il motorino, e dopo viene a macchina, con il trattore, il camion. Aspetta, va che vado, se no. Ospitalità veneta. Che fantastica popolazione siamo. Dov'è che arrivi in un bar, prendi un prosecco, arrivano 3 tipi, ti offrono un prosecco da 2 euro poi. Fai 4 ciacole, parli di sport, ti dicono di cambiarlo e poi ti salutano e sperano di rivederti la prossima volta nello stesso posto, con lo stesso spirito. Solo in Veneto, ragazzi. Troppo bello. Anche se, ridendo e scherzando, ne ho bevuti 3. Maria Santa. Veneto e Veneti, siete un popolo meraviglioso. Ve voglio bene. Guardate qui che meraviglia. Ora vi faccio vedere alcuni tra i vigneti più famosi al mondo probabilmente e dove c'è il vino più buono. Occiola. Cioè, ditemi quanti ce ne sono. E quanto è verde? E mega quasi imbriaca però. Fantastico. Meglio se non mi fermo a tutte le cantine. Arrivo più casa. Io non oso immaginare i miei tempi su Strava. E per chi volesse vedere i percorsi e le statistiche può seguirmi lì, l'applicazione che usano più o meno tutti i ciclisti. Certo è che se mi fermo ogni 2x3. Paesini veneti di collina. Guarda che meraviglia. Lo so, abito in una bella regione. Dai che qui c'è un pezzo di discesa. Giù sui manubri. Vai gasato. Tutto velox, inventato da Simon Gruber. Siamo a 51. Rischiamo la foto. Dai giù con la manetta. Ma chi sei, Roby? Curva larga a sinistra. Apri tutto. Madò, gasatissimo. Attenzione che scollina. Tagliene che dopo la curva destra c'è la patata. Dai. Come la fai questa? Sinistra. Sempre ampia. Non toccare i freni. Non fa per te. Bravo. Pianura. Quanto mi gaso quando trovo una discesa. Non lo faccio apposta. So che devo far downic a volta. Troppo sbattimento. E toi a macchina. E metti a bici dentro. E fa strada. E toi impianti. E pago skipas. E dopo una fetta del culo. Ammetto che anche la bici elettrica, per dove abito io, potrebbe essere una gran soluzione. In quanto si fa comunque fatica, Basta non mettere turbo a manetta sempre e far sentieri in salita a stecca. Però il contro è, 1, che costano tantissimo e non go più skate. E 2, che non hago. Ce l'avessi la userei, lo ammetto. Abito in una bella zona anche per le mountain bike. Però tutte le bici sono belle. Tutte. Quindi apprezzo chiunque faccia bici. Ah, qui c'è il bivio. Devo capire dove andare. Perché me lo metto di fermarmi? Cioè dipende se ti devo dei soldi.
Voglio fare una foto insieme a te. Ma ti devo dei soldi, no? Che Vero? mai visti? Ma ho visto passare. No, ma bragotto, dai, facciamo una foto grandissima. Ma va, grande, Dio. ho amato a bere 2 prosecchi. Io ho una cassa in macchina, siamo venuti qua apposta. Come ti chiami? Leonardo. Grande, piacere. Roberto, piacere. Numero 1 comunque, sei simpaticissimo. Bella, continua così, vecchio. Grazie ragazzi, ciao! Troppo gentili. Ma cosa sta succedendo? Siamo sicuri che questo canale sta funzionando? Ammetto che una delle cose più strane da quando ho aperto YouTube è questa, ed ammetto che è anche una delle cose più divertenti. Siete meravigliosi! Madonna! Il problema è che non so la strada! Curva a sinistra, ho visto che c'è una S. Madonna, la fai Roby? Subito destra, chiude! Ma chi sei? Dai tutto qua! Vai gasatissimo! Facciamo il nuovo record di velocità! 62! 66! Non ce la faccio più! Ma in realtà siamo in piano! E anche qua, tanto per cambiare, mi sono perso! Ma devo andare in su o in giù? Mi piaceva andare in giù. Devo comprarmi il navigatore. Maledetta che una volta non dovevate farmi passare nella strada del Prosecco. Ovviamente mi sono perso e sono finito in statale, però io sto sulla mia bella linea di destra e come megadito i tipi al bar. Non sta andare più là che Gesell Fosso. Mi ritrovo tipo ai confini della galassia di Treviso e non ho la minima idea di dove sto andando. So solo che se continuo così rischio di farne 180 di chilometri qua. Certo è che sarebbe anche l'ora di un secondo prosecchino. Secondo? E già bevuti 3. Al quarto. E dopo come facciamo a tornare in Drio? Ma che bellezza di strade secondarie e colline abbiamo qua in Veneto. Qui c'è un bivio per andare verso il Molinetto della Croda. Come Rolle? No, passo Rolle, vero? Siccome non ci sono mai stato, me ne ho sempre sentito parlare. Vuoi non andare? Ovvio che andiamo! Ma no, salita ancora però. Andiamo a vedere che cos'è. L'ho sempre visto in foto. Certo, rivargo in bici. Attenzione, un po' di discesa qua. Finalmente un po' di aria. No, come non detto, è già piano. E qua dove siamo finiti? Beh, qua? Andiamo a vederlo ormai. Enduro con la bici da corsa. Tanto enduro qua me coppo. Qua le cose sono due. O sbuso o me coppo. Ma che bomba è? No, vabbè, frena. Troppi sassi. Andiamo a pie. Ma che meraviglia. E non c'ero mai stato. Bellissimo. Che posti abbiamo qua in Veneto. Aspetta che parcheggio. Wow, che poi detta tra noi, quante mie ex ragazze ci sono lì? Tutte raggruppate, tutte incassai con me. Cosa mai vi avrò fatto? Meraviglia? Però magari ripartiamo, va? La rischiamo. Sgomma in partenza, il bragotto. Ma chi è? Roby, Segan, ma mi fa una pipa. Se mi metto a fare mountain bike, ragazzi, non ce n'è più per nessuno. Attenzione, qua i sassi sono più grossi. Ma chi ci ferma? Sto veramente diventando bravo in enduro. Oh, come non detto, oh! Adesso sicuro go sbusato. Dai Roby! A titolo informativo siamo a 2 ore e 35 e 60 km da casa. Ma prima o poi torneremo. Dovremmo essere a metà giro. Molto bene! Wow! Certo che le fate tutte oggi. Salitine, collinine, discesine, un mulino in un posto fantastico e soprattutto 3 prosecchi per strada. Ma che buoni! Ragazzi, andate a Valdobbiadene a bervi un prosecco. Se massa bon. E viva il Veneto! Refrontolo, città del vino. Manco farlo apposta qua. Ogni frazione che ha qualcosa a che fare col vino. Perché vai sulla strada? Ehi! No, tornanti! Oddio, che ho finito i cambi. Tutto molto bello, ma tornerò mai a casa? Se continuo così, sì, domani mattina. Vabbè ragazzi, ho provato a comprare un aggeggio per attaccare la seconda GoPro alla sella e mi sa che manca una vite. Tentativo numero 442 di seconda GoPro. Qua dovrebbe esserci un po' di discesa, non funzionerà, ma proviamo. Accendiamo la seconda GoPro, sincronizziamola. Wow! Teoria. E via. Spero che ci sia un po' di discesa perché se no sociava. Vai Roby, in piedi sui pedali gasato adesso. Giù sul manubri. Spingi come non ci fosse un domani. Siamo solo a 52. Non preoccuparti della seconda GoPro, ma ogni tanto da un'occhiata. C'è ancora. Curva a destra piena in sesta. Giù in carena. Oh, c'è un tornante. Bellissimo. Ma che meraviglia è qua. E questa curva a sinistra che la facciamo. Giù il ginocchio. Provo a mettere giù il piede. Ah no, non si stacca dai pedali. Ecco, ho perso la GoPro. Oh, c'è ancora. Basta. Era giusto così. Hai dato tutto. Quanto ti gasi in discesa da solo? Non lo so. Però te fa bene. Sincronizza. Ce n'è ancora un pezzetto. Dai tutto adesso. Ma sei sempre in piano. Chi sei sul piano? Saresti un gregario perfetto. 600 watt sul piano. Non posso andare avanti così. Dopo essermi perso di nuovo. Una sagra. Sono di nuovo su una strada secondaria bellissima in mezzo ai vigneti. De nuovo. Del prosecco. De nuovo. Ma dovrà essere verso la via di casa. Almeno spero. Ecco, devo andare da là. Bene. Sbaglio strada? Come Gruber sbaglio a parlare italiano? Occhio lì. Devo cominciare ad andare a correre, no? In bici. Che patata! Vedi, e da qua comincia una ciclabile. Ce ne fossero un po' di più. Veneto, mettere un po' a posto ste ciclabili. Farne un po' di più, no? Sarebbero così belle, farebbero così del bene. Sindrome da galleria. Come non detto, già finita? È stato bello, breve ma intenso. E adesso andiamo verso Vidor. E Coveo. Mamma, guarda il gattino là. Micio, cosa fai lassù? Ripartiamo, va, che sennò arriviamo stanotte. Mi sa che arriviamo stanotte lo stesso. Quando ci sono le ciclabili, usatele. Ah sì, cosa ne pensate degli episodi precedenti? E di quelli in moto e soprattutto di quelli snowboard che arriveranno a breve perché ormai sarà anche inverno. Beh, per scoprirlo basta iscriversi al canale. Dovete iscrivervi. Dovevo fargli fare strada bada boom. E fatemi sapere con un like, con un commento cosa ne pensate. Li leggo sempre tutti e cerco sempre di rispondere nei limiti del possibile. E benvenuti a Bosco di Vidor, dove se ho adesso il bosco che mi scampa anche da pesare e c'è un gallo in mezzo alla strada.
Cosa fai là tu piccolino? Vabbè, c'è un video, uno spot Oakley bellissimo che si chiama One Obsession, dove Mark Cavendish fa la pipì mentre va in bici. Cioè, adesso mi dico, come fai? Io già con la salopetta da ciclismo ho dei problemi a far pipì in generale. Come fai a far pipì mentre vai? Questo per dire che i 2 litri d'acqua che ho bevuto, ormai sono a secco anche del secondo, mi sa che dovrò buttarli fuori prima o poi. Usa i prosecchi, mi scampa da fissare. Ora Ponte di Vidor e poi giù verso casa, forse. Guardate che luce che c'è. Guarda, è figo! Non so voi, ma io nella natura, qualsiasi essa sia, trovo sempre qualcosa di bello. Siamo a Covo. Che meraviglia! Sì, anche la moto. Sta andando via il sole, sono le quasi 7 di sera, mi mancheranno ancora 40 km, ma sono in Pompa Magna. Pompa Magna dove? Quanti vigneti che c'è qua? Credo che siamo tutti imbriaghi. Che regione fantastica. Oh, pipì! E con questo bivio Monfumo 9, incredibilmente, so dove sono. Qua so anche che c'è un po' di salita, mannaggia a me. Pissio! E me ne torno a casa. No, mi scappa troppo. Quando scappa, scappa. Oh, adesso ho capito come far pipì con la salopetta. Pisellì. Peccato che mi stringe talmente le palline che, oddio, ho pisciato dappertutto, anche sulle mani. Oddio, arrivano 3 ore. E se vedono il biscione? Milf. Ripartiamo, va. Ho anche tirato su 2 carte da per terra perché siete degli animali. Non vi è bastato vedere il video dei Barton Cleanup Day, eh? Bestie. Eccola qua, l'ultima salitina del giorno. Rapporto agile su gasato. Certo che fa una salita dopo 93 km. Dai, in piedi, seduto. In piedi ancora, dai gasato, dai. Seduto, tag FP, in piedi gasatissimo. Seduto, va, sta sentà. Su in piedi Roby, non pensarci al dolore. Sta sentà, che non tag FP. Eroe Roby, sei un eroe. Dove vetto? Asolo, deciso. Ritorna alla madre patria dove sei nato. Respira però, no, fai anche il certificato di morte. Ciao. Sincronizza! Dai adesso, ultima discesa gasato. Dai tutto. Occio il tornante. Occio. Bellissimo. Ma neanche in moto lo fai così bene. Giù il ginocchio qua che è lunga. Tieni la terza, accelera, chiude, seconda, stretta. Attento che chiude. Ti avevo detto che chiude. Chiude qua a sinistra tutto. Ma dove? Chi sei? Ora piena potenza i pistoni. Andiamo a prendere il camion. Come la fai questa destra? Come la fai? La fai gasatissimo. Il camion ha solo più motore di te. Grande Roby. Hai dato tutto. Giusto così. E da questo quasi tramonto bassanese, vicentino, trevigiano, bellunese, vi invito a iscrivervi al canale cliccando qui sotto su iscriviti e attivando la campanellina. A voi non costa niente, a me porta del beneficio. E se volete vedere le foto che faccio, il mio lavoro e seguirmi live, vi invito a seguirmi su Instagram, questo qui. Se invece volete vedere i percorsi e magari prendere spunto e farvi un giro in Veneto e farvi 2 pedalate, seguitemi su Strava, applicazione lì dei ciclisti professionisti, quindi non io. In descrizione, come vi dicevo, trovate tutte info che vi possono tornare utili e tutti i link di tutto ciò che ho, compresa la mia vita. Ho a casa a bermi una birretta, fioi, cash boro, ejaculated on it in inglese. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Salute Ugo.